Sì. Tecnici? Dove siete tecnici? Prova. Ecco, allora rifaccio l'uscita, ecco. Bisogna impissare il bottone. Olè. Ecco qua. Signore e signori, buonasera. Intanto vi ringrazio di essere qua per due motivi. Uno, per assistere a questo nostro concerto, ma un ringraziamento particolare per essere usciti di casa nonostante questo tempo. Quindi davvero il tempo non ci ha aiutato, non ci aiuta, però siamo sicuri che questo concerto porterà magari un po' di sole nei vostri cuori. Quindi questo è il nostro augurio iniziale. Vedete, la location è una location un po' particolare. Di solito il coro voce il Pasubio non si esibisce in vestiti così, con questa location appunto, però il motivo lo scoprirete man mano durante la serata. Intanto io appunto vi ringrazio di essere qua al terzo Memorial di Florino De Franceschi. Questo è il concerto di chiusura del nostro ricordo al nostro presidente onorario. E prima di illustrarvi il coro, il gruppo folcloristico che abbiamo ospitato, chiedo al nostro maestro, a Riccardo Lapo, di salire sul palco perché darà anche lui un saluto iniziale a questa nostra serata. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Matteo. Ultima serata, come ha detto Matteo, ultimo appuntamento di 5 che quest'anno hanno popolato il cartellone di questo memorial. Ormai chi ci segue lo sa bene, è un memorial nato per appunto tenere vivo non solo il ricordo di una persona, ma anche quello che quella persona ha rappresentato per il coro e che erano un po' i suoi grandi obiettivi, no? Cioè quello di fare del canto, del gruppo, dello stare assieme, una cosa che potesse coinvolgere il più possibile tutte le persone. Famosissimo Florino per essere stato grande raccattatore di coristi, però a lui è sempre interessato molto che il canto fosse una cosa di tutti e che il canto fosse una cosa condivisa, e quindi il Memorial è nato con questo grande obiettivo, sicuramente ambizioso, ed è per questo che ogni anno si cerca di creare degli eventi anche inediti, diversi da quelli che magari fino a qualche tempo fa il coro era solito organizzare, e quest'anno abbiamo avuto, penso al concerto all'Alba, per chi di voi è venuto il 29 luglio, se non vado errato con la data, l'ultima domenica di luglio all'Eremo di Santa Maria. È stato un momento particolarissimo e molto, molto intenso, molto bello per noi del coro e dai riscontri anche per il pubblico. E quindi è l'occasione proprio per proporre delle cose diverse. Abbiamo iniziato a fine giugno, come ormai da tradizione, come sarà l'anno prossimo. L'ultimo sabato di giugno c'è l'evento inaugurale con il nostro concerto inchiostro a Santa Maria. E questa sera il cartellone di quest'anno si chiude con questa serata inedita, o comunque non è vero che è inedita, perché è una serata che, come è stato scritto nel manifesto, è un ritorno a Isola del gruppo che sentiremo cantare questa sera, un gruppo che l'ultima volta è stato quando io non ero ancora alla direzione del coro, quindi più di 10 anni fa, ed è stato... 2014. Sono la voce della tua coscienza. Sì, cioè, come la Jalapas, abbiamo il commentatore fuori. Ecco, 2014 in primavera, giusto, voce... Se non vado errato era la primavera, io ho iniziato poi a dirigere il coro a settembre. E, quindi perché questa serata? Per un motivo di amicizia, e perché con Florino, con Stefano è nato tutto un legame tra il coro voce del Pasubio e i Bontemponi, ma anche perché è una serata in cui si torna a dare valore, secondo me, a una cosa che è fondamentale.
e sono le radici, sono le tradizioni e sono quel senso di stare assieme che forse oggi è molto cambiato il concetto di stare assieme oggi. Forse una volta aveva qualche elemento che lo rendeva un po' più, diciamo, vivo sulla pelle. Oggi sono cambiate le modalità, nel bene e nel male, però è un ritorno alle origini, quindi è una serata importante. Sarà una serata di grandi risate, presumo. Io come voi vedo lo spettacolo stasera, non ho ricordi di quel 2010, ne ho pochi, ma so che è un ricordo di grande divertimento, di una bella serata. Quindi ci tenevo così a fare questa introduzione e chiudere appunto questo cartellone di eventi di quest'anno. E grazie a tutti, grazie per averci seguito nelle nostre proposte. Noi torneremo con il concerto di Natale, domenica 22 dicembre, però intanto questa sera siamo qui, accogliamo i Buontemponi. Io li ringrazio tantissimo per essere qui con noi e auguro a tutti voi una buona serata, buon divertimento. Grazie Riccardo. E direi che possiamo appropinquarci all'inizio della serata. Avete sentito il gruppo che ospiteremo, che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare, sono i Buontemponi, che vengono da Bottrighe, quindi dal Rodigino. È in comune di Adria, ma in realtà mi hanno spiegato che Bottrighe in passato faceva comune, quindi loro ci tengono. Sento la coscienza, prego. Roberto? Te sento, sa. Ecco. Loro ci tengono insomma a parola ricordare per parola a ascoltare. Bene, sentite, avremo questo grillo parlante e poi mi difenderò con un avvocato buono. Bene, mi fa piacere Roberto, bene. Loro vengono da Bottrighe, sono un'associazione che è stata fondata nel 1965, quindi l'anno prossimo festeggeranno ben 60 anni di attività. Come Riccardo vi ha già raccontato, uniscono il canto, la musica, ma anche il divertimento e un po' di sano folklore. Io lo stesso, come Riccardo, non ho ancora avuto il piacere e l'onore di ascoltarli. Tanti miei coristi l'hanno già ascoltato gli anni passati, perché c'è stato proprio uno scambio tra il coro Voci il Pasubio e i Buontemponi. Loro sono già 5 volte che vengono a Isola Vicentina e il coro Voci il Pasubio credo sia 4-5 volte che è andato in quel di Rovigo. Per me è una scoperta, per tanti di voi sarà una riscoperta, quindi io direi di accogliere con un grandissimo applauso. Prima vi chiedo di spegnere i cellulari, per favore, per godere appieno questa bellissima serata, e accogliamo con un grandissimo applauso i Buontemponi da Bottrighe. Grazie. Dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il gruppo folcloristico Buontemponi e Simpatica Compagnia di Bottrighe presenta lo spettacolo Ciacole, Cante, Bali e Filò. Buon divertimento! So chi senta davanti al foglaro, a penso a chi tempi andà, stracarghi di lavoro e in giro tanta povertà. Dalla mattina alla sera, inverno e sta, che le ore della giornata le bastava mai. Quel cacciapavi gli era sempre poco per dargli da mangiare a quelle tante bocche da sfamare. D'inverno, in stalla, intanto che le bestie le ne scaldava quel fiato, giocavano in mezzo tra uomini e donne, chi lavorava intanto chi se la contava. Po' di sta, sull'ara, qualcun suonava e ballava. Divino l'ora che fosse un fiat gansega per passarla via. Gli era lì che si scomissiava a far ghiocci dolci a qualche ragazzina. Che bei tempi, che andà. I Buontemponi!
intanto si cupiun perché vi si è messo la camisa. Si deve cambiare tutto qua a Isola, vedomi, sindaco, vice sindaco. Intanto l'ha già detto che vi porta tutti in consiglio comunale un fio alla volta, che credete scapparvela a altri. Sì. Ma che mondo segna arriva? Andiamo a Isola, piove. Andiamo a Isola 10 anni fa, piove. Ma pare che sia una roba normale, Valtri. Chi sa che più niente di normale. Porco scanà, siamo più buoni di capirsi. Quella vicino a Butrighe a Massorno, e dice, ma che le bollette che cresce, che tutto che cresce, dice, ma come fegna? E che dice a sua moglie, va sull'arsere di po', chissà che stanotte facci su qualcosa. La città, alla mattina la viene su, com'è andata? E dice, neanche male, 351 euro. Però dice, ma chi è che ti dà l'euro? Tutti? Ma che tempi, che tempi. L'altro là arriva quella panda al semaforo di San Francesco, sapi dove che lei è vera? Panda 30, fermo il semaforo, arriva un biondon da malo, ma una sgnagara mina da poco, sindaco, dove è il sindaco là? Una Maserati. E allora la tira su appena appena il finestrin e lui in parte gira la manovella appena appena e la tira su il finestrin e lui in parte la manovella appena appena. Un altro fia di finestrin e lui, finché arriva su si guarda, fa Ela, ma gallo scorso anche lui? Ma che tempi! Ma siamo più buoni di capirsi. L'altro là, va dal fornaro, 84 anni, il dice il medaga 4 kg di pan, vita sola. E dice guarda che diventa duro. E dice allora il mindaga 8. L'altro là arriva latte, signora latte, arriva davanti alla porta, una volta portava il latte davanti a casa, e suona il campanello e arriva fuori in pigiama, mezza nuda, mette su il latte e va via il dì dopo, latte, signora latte, suona il campanello e la viene fuori in 2 pezzi, latte, signora il dì dopo, viene fuori senza rigipetto, però con scanando mattina pensi 1000 lire. Arriva davanti alla porta, so le braghe, so le mutande, suona il campanello. Zzz, latte signora, latte! Viene fuori suo marito. E che dica a sua moglie che se domani mattina la paga mina il latte, a che pisso qui sulla porta? Ma disivino una volta, ma quanti imbecilli che è al mondo? Adesso con Facebook sappiamo nome e cognome, è vero? Ormai si sa tutto. Segna pronti da cantare e ballare? Sì, perché se voglio parlare massa. Demo sull'ara a cantare e ballare una canzone che si faceva quella canzega quando che il parone tirava fuori salame e pan biscotto dopo aver tanto lavorato. E allora la ricciolina.
Ma altri credio che il sindaco Gonzo 3 mandati le devo fare. Ma savio cosa che è capitato l'ultimo mandato quando è eletto sindaco? Poi viene da dirlo, dottor Francesco. Sì, tanto siamo tra amici qua. Arriva uno e che dice sindaco a suo ragionier Castratti. Si ricorda lo sindaco? Dice sì, vuol dire che... Sa il nome è un programma? E dice mia suo ragioniere ho vinto il concorso per il comune di Isola. Dice fammi vedere le carte, il guarda, tutto a posto. Però sindaco dice che è un problema. Mi sta in Africa, a sta beccando i gioielli da un bisso cattivo, mi si è seccato tutto. E allora dice il sindaco, ti è la mattina, invece di attaccare alle 8, a te attacchi alle 10. Come attacco alle 10? Sì, dice il sindaco, perché dalle 8 alle 10 chi altri impiegati si gratta. Vaghi a via massa fuga, parli a massa forte, ma disimlo perché se capimi il dialetto polesano vado più piano, anzi butrigan perché il polesan, sì, ogni paese ha il suo dialetto, ogni paese. Questa qui è una canzone che ha oltre 200 anni, la interpreta la Mirella con sta storia qua, la donna che ha sempre lavorato dalla mattina alla sera, fioi da crescere, terra da lavorare, e alla sera, quando la era tutta drenata, l'aveva ancora il più piccolo da mnare la cuna. Mali deve pur putele. La fortuna delle donne marida. Ma quale fortuna da bon? È le proprio fortunate le donne del giorno d'anquò? So che aspetto la vostra risposta, sì. Tutti i tasi, le isolani qua, io mi tanto contenti, O perché che massa marin in sala, per quello. Adesivino che siamo mina buoni da capirsi, sto qua, da Castelnuovo. È vera, Stefano? Ma dico, mina un busie. E cercava l'enologo, che aveva molto di terra, dei vigneti, e arriva questo qua, dice, mia solo l'enologo, tutte braghe e sbrega, tutto sporco. Ti, dice l'enologo, dice, un bicchiere di vino e va via. E il beve, Cabernet 2022, pistacco i piedi, parte delle uve dalla Puglia, tutta una di bianco e dice, e va via.
toccai, uve qualcosa dall'estero e disse 2021. E allora il parone va alla segretaria e dice pissa dentro sto bicchiere. Beve. Urina di donna, 20-30 anni, incinta il quarto mese. Se non mi disi che metto lì a lavorare, guarda che dico il nome zoppare, tanto perché siamo mina buoni a capirsi. Adesso bisogna andare al Marcà. Quando è che è il Marcà? A Isola Vicentina. Al Venere, a Butriga il Mercury. E allora? Bisogna cantargli la canzone del Marcà. Sì, abbiamo la bella Rosina che va al Marcà e al lunedì compra una roba, al martedì un'altra, al mercoledì un'altra, fin quando che arriva alla domenica. Però lei va sempre di sabè perché si accattava da far bene. Le birba, e tutte birbe, guarda caso. Tutte birbe. E gli arà quel dì.